Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda questa edizione Flash, ultimo giorno dell'anno e che va a chiudere il 2021 in attesa del 2022. E allora, incidente nella notte lungo la strada regionale Udine 64 tra Chiasielis e Mortegliano, una giovane donna residente nella zona è rimasta ferita per una fuoriuscita di strada autonoma perdendo il controllo della propria auto e cappottandosi in mezzo alla carreggiata sul posto i sanitari a bordo di un'ambulanza che ha trasportato in ospedale la ferita a Udine, chiaramente in condizioni comunque non gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Udine per la messa in sicurezza del veicolo e i carabinieri per i rilievi di legge. Gli eventi del Natale monfalconese si chiudono con un ospite d'eccezione, la cantautrice Lisa, che il 6 gennaio prossimo al Teatro Comunale regalerà alla sua città un concerto d'eccezione. Dopo il grande lavoro svolto da tutta l'amministrazione per dare ai nostri cittadini un Natale quanto più possibile gioioso e sereno, invitare Elisa ci ha sembrato il regalo migliore per la nostra città, ha dichiarato il sindaco Anna Maria Cesint. Elisa, che ha scelto di rinunciare al suo cachet per la serata a Monfalcone, suonerà con la sua band sul palco di Corso del Popolo dalle 21 in una performance dedicata alla città in cui è cresciuta e a cui rimarrà sempre fortemente legata. Per poter assistere allo spettacolo è necessario prenotare il proprio posto presentandosi presso l'Infopoint dell'Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica di Monfalcone, allestito all'interno del villaggio di Natale in via Cavour, accanto all'ingresso della Galleria d'Arte Contemporanea di Monfalcone, nelle sole giornate del 4 e 5 gennaio prossimi, con i seguenti orari: il 4 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, il giorno successivo dalle 10 alle 13. Ed ora nel prossimo servizio parliamo di un protocollo d'intesa tra enti locali per quanto riguarda i tributi tra la regione Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano. Professor Roberti, oggi la sottoscrizione di questo accordo sui tributi locali con le province autonome di Trento e Bolzano, un elemento tecnico ma anche un elemento politico. E diciamo che questo percorso che ci ha portato alla firma oggi del protocollo nasce come una richiesta da parte tecnica. Noi abbiamo iniziato con questa nuova competenza che ci è arrivata con l'accordo Federica-Tria nel 2019, abbiamo iniziato a costruire la norma e da subito abbiamo voluto rivolgerci a chi quel percorso l'aveva già affrontato, ovvero le due province autonome. Quindi nasce come richiesta tecnica di aiuto verso chi aveva fatto questa esperienza. Fin da subito però abbiamo capito le potenzialità di carattere politico anche che ci stanno dietro, ovvero le potenzialità di difesa, di un fronte comune di difesa per una determinata autonomia che molto spesso viene messa in difficoltà da scelte unilaterali da parte dello Stato. In questo caso parliamo di una norma fondamentale per il Friuli Venezia Giulia, perché ci permetterà di esercitare appieno la nostra autonomia sugli enti locali, ma soprattutto quella di adattare una norma alle reali esigenze del Friuli Venezia Giulia. È chiaro però che quando si esercita questo tipo di potestà non possiamo permettere che lo Stato venga a toccare, a modificare delle regole senza prima consultare questi tre territori. Pensiamo alle esenzioni IMU che sono state praticate in modo unilaterale durante il periodo di emergenza, assolutamente giuste, più che legittime, però abbiamo visto che in quei due territori, Trento e Bolzano, hanno comportato una mancanza di gettito perché non ci sono stati i rispettivi ristori da parte dello Stato. Soltanto con una battaglia successiva quelle somme poi sono arrivate. Noi, lavorando insieme, contiamo di prevenire questo tipo di criticità, affrontando il tema, facendo fronte comune e auspicabilmente anche facendo delle politiche economiche e fiscali comuni, visto che i nostri territori sono molto simili anche dal punto di vista morfologico, con tante zone montane ovviamente, ma anche come produzione PIL interno. E con questo è tutto, chiudiamo qui questa edizione flash del mattino, ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto, vi diamo appuntamento alla prossima.
Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.